Open Day per il calcio femminile, tante bambine qui a Favara, una delegazione di Agrigento che vuole sviluppare anche questo aspetto. Sì, la nostra delegazione mira, come dici tu, a sviluppare un po' tutte le attività della nostra provincia, quindi oltre al calcio a 11 maschile con i vari tornei, la nostra attenzione è rivolta anche alle ragazze e principalmente alle bambine, perché questa è un'attività per noi nuova e vogliamo iniziare non della ragazza già grande ma direttamente delle bambine. Oggi questa seconda giornata di Open Day, la prima fatta a Licata, la seconda fatta oggi qua a Favara, cercando di richiamare un po' le bambine che frequentano le società della nostra provincia. Non sono tantissime, ma a noi basta il segnale per poter iniziare, perché da questo gruppetto di bambini speriamo alla fine dell'anno, della stagione, di poter aumentare il numero. Serve solo e esclusivamente questa divulgazione per far capire alle bambine che possono giocare tranquillamente con i maschietti e sicuramente il gioco del calcio non è più solo un gioco rivolto ai maschi ma anche alle ragazze. Di conseguenza siamo fiduciosi che questo numero di bambine oggi possa con il tempo e con soprattutto la collaborazione degli istruttori delle varie società della nostra provincia aumentare di volta in volta che faremo questi stage. Alessandra Licata all'Open Day qui a Favara, una bella manifestazione che vuole sviluppare il calcio giovanile femminile. Cosa ne pensi? È bello, anche per stare un pochino tra noi, tra amiche, tanto per parlare così, ed è bello. Il calcio femminile a Licata avete già iniziato? Come ti trovi con il mister, con le compagne? Sì, abbiamo iniziato e mi trovo bene perché siamo anche ex compagni di scuola elementare. Allora, prima ci facciamo gli allenamenti, lo skip, le corse, passaggi a muro e ci alleniamo e dopo facciamo partita.